Della terza edizione del progetto Polesine Cultura da Gustare, che ieri sera ha visto impegnati i ragazzi delle classi quarte dell'Istituto Alberghiero Cipriani di Adria. Vediamo il servizio. L'interesse per la valorizzazione del territorio e la ricerca dei prodotti tipici hanno spinto l'Istituto Alberghiero Cipriani di Adria a riscoprire e valorizzare la storia gastronomica e agricola del Polesine. Nasce così il progetto Polesine Cultura da Gustare, che ruota proprio attorno alla ricerca dei sapori che hanno costituito l'essenza popolare della cucina polesana, ingredienti poveri ma gustosi e genuini valorizzati da creazioni innovative. Conosciamo allora il percorso che ha portato gli allievi dell'Istituto Alberghiero a presentare questa seconda serata di Polesine Cultura da Gustare. Lo facciamo in compagnia del professor Leone Andrea Favaro. Professore, allora, cosa hanno fatto concretamente i ragazzi prima di presentare questa serata di stasera? Allora, i nostri allievi sono andati in azienda, dove c'è la produzione dell'animale, sono partiti vivendo insieme al produttore una giornata, hanno capito come funziona, da dove l'animale parte, quindi si è partiti dall'alimentazione dell'animale, come viene alimentato, come vive l'animale all'interno dell'azienda. Hanno capito la tipologia di animali che utilizzano, ad esempio questa azienda che noi sponsorizziamo questa serata, che utilizziamo questa serata, usa esclusivamente sorana, sono praticamente degli animali femmina che hanno partorito o non hanno partorito assolutamente, carne quindi con una certa tipicità. I ragazzi hanno filmato all'interno dell'azienda, hanno vissuto, hanno lavorato con il produttore vero e proprio, capendo praticamente da dove si arriva ad avere un prodotto di qualità. Detto questo, naturalmente poi siamo arrivati presso il nostro istituto, dove abbiamo fatto la trasformazione del tutto. Ecco, alle nostre spalle un buffet animato e con tante caratteristiche diverse. Vogliamo un attimo descriverlo? Certo, noi questa serata abbiamo puntato esclusivamente a valorizzare dei prodotti che solitamente non vengono utilizzati nella ristorazione. Noi lo chiamiamo il quinto quarto, ovvero tutta quella parte di frattagli che solitamente non viene utilizzata. Si parla della lingua, si parla dell'animella, del rognoncino, del cuore, del fegato, quindi quelle parti meno nobili che comunque fanno parte delle nostre tradizioni, perché una volta i nostri vecchi purtroppo non potevano permettersi di usare il filetto, la costata, la fiorentina, ma usavano queste parti chiamate di scarto e ne uscivano piatti di ottime qualità, quelli che noi questa sera cerchiamo di proporre. Questa è l'ottica della serata, quindi la riproposta di piatti di territorio scomparsi. Ecco, carne polesana, carne italiana di qualità. Certo. Dobbiamo tenere presente che non solo i francesi o i tedeschi sanno fare buona carne, o gli argentini. Ora come ora in Italia si lavora in cucina lavorando solamente con la costata alla fiorentina. Noi in Italia abbiamo dei grossi animali, di buoni animali, carne ottima, anche perché le nostre aziende stanno puntando tantissimo sulla materia prima, sul foraggio con cui alimentare i nostri animali. Da lì si deve partire. Naturalmente la qualità dell'animale deriva non solo dall'alimentazione, ma poi anche come viene curata. La frullatura è fondamentale. Noi dobbiamo capire un messaggio per quanto riguarda la carne. La carne, quando arriva sulle nostre tavole, deve essere scura, non deve essere rossa. Rossa significa che è una carne che non ha frollato, quindi è ancora dura, coriacea, mentre con la frollatura viene meno questo aspetto, quindi abbiamo di fronte una carne buona e tenera. Per chi non è del mestiere, cosa si intende per frollatura? Frollatura praticamente si intende mettere la carne all'interno di celle particolari dove viene portata una temperatura solitamente di 12-14 gradi per permettere praticamente una cottura, una rottura dei legamenti della carne, delle fibre della carne. In questo modo si intenerisce e quindi la carne diventa molto morbida. Questa è una caratteristica fondamentale anche di questa azienda. La frollatura quindi secondo me è un messaggio che noi dobbiamo valorizzare. Questa è la seconda delle 4 serate di Polesine Cultura da Gustare, allora cosa ci aspettiamo in calendario? La prossima è interessante perché ci spostiamo con un tuffo nel mare Adriatico, quindi andremo a Pila, il mercato ittico di Pila ci aiuterà nella scoperta del pesce azzurro. Il menù è prevalentemente a base di pesce azzurro, anche qui vogliamo sensibilizzare all'uso dei prodotti più poveri, più semplici, e questo sarà il 28 di febbraio. Le prossime poi in marzo, il 27 di marzo faremo assaggiare gli asparagi con il tartufo e l'agnello del Delta del Po e finiremo con i molluschi, qui saremo nella Sacca di Scardovari, con i molluschi sarà il 17 di aprile. L'impegno che i ragazzi mettono è nella ricerca di ricreare un evento sotto forma di progetto pensato per trasmettere un messaggio ovviamente del territorio che cerchiamo in tutti i modi
di far conoscere anche ai nostri 1000 allievi che frequentano l'istituto, provenienti da tutto il territorio della provincia di Rovigo. E allora appuntamento al 28 di febbraio con l'Istituto Alberghiero Cipriani di Adria, sempre con Polesine e Cultura da gustare. Prima di chiudere vi ricordo che questa sera, come tutti